Cari amici di Venezia Channel, a queste spalle e siamo al Fuel, ristorante in Prato, per una manifestazione molto interessante, Chef in tavola, 5 chef per 5 cene dedicate a 5 interpretazioni della cucina venete. Sono in compagnia di chi? Chi accompagnerà questi piatti, queste portate fatte appunto a 10 mani per 5 chef, e siamo con le vignaiole di Un Tocco al Vino. È un'associazione di vignaiole dei Colli Iberici e dei Colli Euganei, anzi diciamo prima dei Colli Euganei visto che siamo a Padova, e poi dei Colli Iberici che saranno nelle prossime serate. Ogni serata avrà una rotazione di vini e quindi di vignaioli. Allora, siamo con Elisa Di Lavanzo. Buonasera. E tu hai il compito di aprire, diciamo tra virgolette, le portate. Sì, Quindi esatto. è un compito importante perché, come si suol E dire, anche di chiuderle. E anche di Faccio chiuderle. proprio, chiudo il cerchio, lo apro e lo chiudo. quindi tu avrai l'aperitivo, diciamo il benvenuto per gli ospiti che saranno qui, ci sono vari coperti, poi vediamo anche un bel, come si dice, un bel apparecchiamento, come si dice? Sì, poi abbiamo una bellissima vista perché questa piazza è veramente Prato della bella. Valle, Sì. è un affaccio stupendo perché siamo su una veranda, quindi è un Esatto. posto speciale, e quindi non siamo fra quattro mura ma siamo immersi nei vetri, quindi trasparenza massima. Trasparenza anche nei vini perché tu parti con... Io parto e chiudo con il moscato, anzi tutti i vini sono varianti del moscato, ma proprio questa è un'azienda piccola che nasce per valorizzare soprattutto il moscato giallo, e quindi abbiamo 3 versioni, di cui una tradizionale, la DOCG del nostro territorio, quindi il fior d'arancio nella versione spumante e dolce, e poi abbiamo 2 versioni stravaganti, perlomeno il Surli, quindi il metodo ancestrale, un vino che rifermenta in bottiglia con i propri lieviti, e un metodo classico che è per il momento ancora l'unico moscato giallo metodo classico Brut Nature da terreno vulcanico, quindi facciamo questo viaggio nei Colli Euganei attraverso il moscato giallo. Tra l'altro tu sei un bellissimo comune dei Colli Euganei, Baone, e con la sei mattina. appunto in una bellissima location, una bellissima cantina che siamo venuti a visitare, dove veramente si è a contatto con la natura, sia per il progetto sia per proprio l'immersione che c'è nelle viti, perché sei proprio all'interno. In parte la cantina è ipogea e quindi veramente non rovina quello che è il paesaggio magico dei Colli Euganei. Sì, il rispetto per la natura è anche stata una scelta nella conduzione delle pratiche agronomiche, perché siamo in conversione biologica, siamo al secondo anno e quindi insomma cerchiamo di rispettare la natura nella vigna, ma di comportarci anche poi di conseguenza in cantina, perché per essere coerenti, insomma, quindi massimo rispetto per la materia prima e per le tecniche appunto agronomiche e anche enologiche, cerchiamo di fare un prodotto di grande qualità. Tra l'altro io vedo che alle tue spalle hai già preparato anche le bottiglie che saranno stappate, saranno aperte, quindi magari possiamo vedere un attimino. Sì, ok, volentieri. Diamo ai nostri spettatori anche un'immagine di quelle che sono. Allora, Surli ancestrale è questo vino che viene... Ok. Questo vino che viene imbottigliato con i propri lieviti, dopodiché fermenta grazie all'aggiunta del mosto d'origine, un mosto contenente degli zuccheri che innescono appunto la seconda fermentazione. Un vino ancestrale, un vino con i propri lieviti, quindi opaco per la presenza appunto del lievito, senza soffritti aggiunti, quindi nel rispetto proprio, cerchiamo di fare un vino il più possibile digeribile, un vino che faccia bene, che non faccia venire il mal di testa. A me piace tantissimo, appunto, sia per questo un po' come dire il recupero della tradizione di vini che in qualche modo hanno una loro tradizione, cioè una volta i vini un po'. Esatto, è proprio questo, c'è anche Sono questo ritorno al passato, ma con uno sguardo al futuro, come per esempio il moscato metodo classico, che è proprio nasce da quest'idea di provare ad andare oltre, anzi di andare di là, come racconta proprio il nome di questo vino. Non è stato dato a caso, proprio perché abbiamo cercato di andare a percorrere una strada che non era mai stata percorsa prima. Poi torniamo nella zona. Fermati un attimo, così veloce, metodo classico, insomma, dobbiamo dare anche per il metodo classico, è un grande vino, è di solito realizzato col vino nero. Sì, con lo chardonnay o con il vino bianco, insomma con le uve cosiddette a bacca neutra. Sì. Per li fare. E tu Esatto. ci hai messo un po' di tempo con tante prove, mi dicevi. E quanto ancora ce ne metteremo, perché essendo partiti nel 2014, questo è ancora un progetto nuovo, per cui questo vino lo stiamo facendo oggi nel 2017, quindi siamo alla terza vendemmia,
ma è ancora tutto da scoprire, da studiare, il percorso è interessante e ci vuole soprattutto molta tecnica e molto studio del moscato, sul Di moscato. questo apriremo praticamente con il calice. Esatto. Benvenuto all'arrivo dei nostri ospiti. Esatto, cercheremo di stupirli con effetti speciali. Come dici tu, un'ottima chiusura, alla fine del pranzo c'è sempre il dolce che in qualche modo va a incorniciare il menù dei nostri chef, i 5 chef, e naturalmente siamo in terra padovana. Colli, cosa potevamo offrire per chiudere? Non mi viene niente in mente di meglio che un fior d'arancio, così rispettiamo la tradizione, chiudiamo con un vino del territorio, con un vino anche che è stato in questo periodo oggetto di una revisione. Tutti i produttori di Colli Euganei stanno facendo dei fior d'arancio incredibili, per cui sono tutti vini estremamente eleganti, sono molto espressivi e molto comunque diversi tra di loro a seconda della zona in cui viene fatto questo vino. Infatti io vorrei molto invitare i nostri spettatori a provare i nuovi fior d'arancio, perché magari se uno è un po' ancorato a una vecchia idea del fior d'arancio che si prendeva solamente a Natale, a Pasqua, col panettone e con la colomba, oggi veramente il vino è diventato il fior d'arancio è diventato un'altra cosa e ci sono veramente ottime realizzazioni. Sì, e soprattutto va un po' sdoganata questo fatto di abbinare sempre e soltanto un fior d'arancio al dolce, perché è un vino anche tranquillamente da aperitivo, anzi con la bassa gradazione che ha, con questa piacevolezza, è un vino veramente da tutte le ore. Quindi in qualche modo possiamo beneficiarne sempre, poi anche questa stagione qui è leggermente fresco. Sì, poi la bollicina insomma fa sempre festa, mette allegria. E quindi chiuderemo la serata così. In Nel frattempo dolcezza. però la serata ovviamente conta anche su delle portate, come dire, centrali, no? E quindi io mi vado a vedere chi è la tua collega che ti aiuterà in questa, diciamo, degustazione, e siamo con Piovene Portocolli. Già il nome ci fa capire che siamo in un posto molto importante, tradizionale, una villa che siamo stati a visitare tempo fa, che è un capolavoro direi della nostra architettura, e che sia anche luogo di cantina del vino è una cosa eccezionale. Siamo con Alessandra. Buonasera a tutti, io sono Alessandra Piovene Portocolli e appunto un'istituzione fin troppo importante, nel senso che anche noi comunque non siamo così grandi, siamo abbastanza piccoli, abbiamo giusto 40 anni di vigneto e facciamo una bottiglia all'anno. Però siamo comunque piccoli, medio piccoli. Io penso che certe volte anche, come dire, la dimensione possa dare qualità, nel senso che quando si riesce a stare in un certo ambito si riesce a curare di più il prodotto. Esatto, sì, noi cerchiamo appunto di curarlo anche noi, il più possibile, anche noi siamo in conversione biologica, faremo vino da uve biologiche dalla prossima vendemmia, quindi dal 2018. E abbiamo sia vini bianchi che vini rossi, e siamo nei colli iberici, perché l'intenzione un po' che abbiamo avuto come gruppo per questa serata è stata di abbinare una cantina dei Colli Euganei con una cantina dei Colli Iberici, quindi la vignaiola dei Colli Euganei con la vignaiola dei Colli Però un po' vi guardate, no? sono io. Sì, esatto. Tanti, ed è un peccato. Siamo molto collaborativi tra di noi E ricordiamo una bellissima manifestazione che voi è partita quasi spontaneamente e però è diventata una manifestazione direi importante, visto l'afflusso che c'è stato l'ultima volta. Vuoi ricordarla? Si è svolta tra l'altro nella tua cantina. Esatto. E la manifestazione di cui stiamo parlando si chiama Vino e Donna, è una manifestazione che abbiamo ideato appunto quasi per caso nel 2013, quindi ormai sono passati tanti anni. Non sbaglio anche per aiutare un progetto solidale. Esatto, sì, ogni anno scegliamo di dare il devoluto di questa giornata a un'associazione che è un'associazione del territorio o un'associazione comunque conosciuta anche a livello nazionale e internazionale. A te il compito di sostenere i piatti centrali, 3 portate. Esatto, io ho 3 portate che sono i piatti centrali, perché appunto i miei vini sono proprio adatti a queste tipo di portate, e quindi abbiamo un Sauvignon per il risotto e un Thai per la battuta d'asino che mangeranno i nostri ospiti, e poi un Cabernet per l'agnello. Andiamo a vedere le bottiglie. Sì, è importante in qualche modo visualizzare, perché il consumatore spesso si innamora di un'etichetta e si deve innamorare del vino, però l'etichetta gli serve per
identificarlo. Esatto, ecco, le nostre etichette Un sono attimo. sempre Un attimo. uguali. Allora, eccola. Conferma di famiglia, il nostro nome, il nome del vigneto e quello del vino. Tra l'altro, Indicato l'anno. tra l'altro Sauvignon 2016, mentre Chai è già 2017 e la Riserva Cabernet è ancora un 2015 perché è un prodotto un po' più importante che fanno un invecchiamento in barrique per almeno un anno, mentre questi due, i primi due fanno 70 anni. mi piacciono molto queste etichette perché sembrano quasi una pergamena, un qualcosa che rimanda molto alla vostra tradizione. Qualcosa di antico, esatto, come noi siamo in un territorio in cui il vino si fa dal 1500 e quindi continuiamo a farlo. Però di antico c'è solo questo perché tu sei giovanissima e anche il modo di... Grazie, giovanissima, io mi sento anche un po' antica, comunque grazie, è giovanissima. E quindi in qualche modo andremo avanti, questa è la prima tappa di questa manifestazione che poi proseguirà. Poi proseguirà di volta in volta in uno dei ristoranti. Raccontiamola un po' dei appunto chef. questa manifestazione che... Questa manifestazione riunisce appunto noi, che siamo le vignaiole di questo nuovo gruppo, che è nato come gruppo da poco, anche se la manifestazione è da ormai 5 anni, come dicevo prima. E noi faremo una serata per ciascun ristorante, quindi per ciascuno chef, ciascuna serata sono presenti tutti gli chef e ognuno di loro presenta una portata, mentre di noi a ciascuna serata ce ne saranno due, ad eccezione della serata finale che sarà una festa e quindi saremo noi. Quindi stasera non vi aspettiamo qui perché ormai la serata è sold out, per cui non c'è possibilità di intervenire, ma per le altre prossime serate Soprattutto all'ultima perché non conoscete ci sarà una grande festa, una grande festa di spiaggia. una grande festa in spiaggia, esatto, alla fine dell'estate. A presto. Grazie Ciao a tutti. a te.